Adesso sto cercando di collegare. Prova ad andare su YouTube for Games. Chiediamo scusa perché ci sono state un po' delle difficoltà per raggiungere il Bonarcano e quindi dovevamo aspettare giustamente tutti voi presenti. E quindi grazie anche perché siete qui a ascoltare. Diciamo che è una rassegna un po' particolare rispetto alle altre, perché è una rassegna che sottolinea la settimana che è iniziata oggi e che è la settimana più importante per noi della Chiesa Cattolica, è quella della settimana santa, con la Domenica delle Palme. Naturalmente questa atmosfera che si vive nelle nostre parrocchie è un'atmosfera da una parte di tristezza, no? Perché sono tutti gli avvenimenti che riguardano l'ultima parte della vita di Cristo, che è la sua morte, però è anche un momento di risurrezione, quindi di gioia. Non pensiamo solo agli aspetti negativi o tristi, però in modo particolare alcune espressioni, per esempio quelle di stasera, sottolineano quasi esclusivamente l'aspetto doloroso. Quindi sentiremo dei canti che riguardano proprio la passione. Io ringrazio anche i vostri cori che sono qui presenti, vi ringrazio e soprattutto con quei saluti. Qualcuno mi diceva che c'è qualche parroco che conosco molto bene, quindi riferite al dottore, forse più che ci siamo. Allora, è particolare anche per quello che chiediamo. Si chiede di non applaudire, perché è una riflessione, è una meditazione sulla passione di Cristo, anche se ci sarà qualche canto che riguarderà anche una Ave Verum, per esempio, o Panis Angelicus, e quindi riguarda l'Eucaristia. Vi chiediamo proprio questo, di rispettare, di non applaudire, poi magari quando terminiamo tutto ci sta bene anche un applauso, giustamente. Così almeno loro si sentono un po' sollevati. Altrimenti dici, ma questo è qui, nessuno si muove, ma cosa ci stiamo a fare? E invece niente, non vi applaudiamo, va bene? Applauderemo dopo. Prima si mangia, poi si dice sì, era buon pranzo, no? Siete abituati. Allora, io do la mano e il microfono anche a quanti sono qui a darci una raccomandata sui brani che verranno eseguiti. Iniziamo allora questo momento con un suono particolare che è composto dalla
Buonasera. Anche quest'anno l'Associazione Culturale Giuseppe Bonaccadesu ha voluto riproporre, visto l'esito positivo degli altri anni, un concerto sui canti della Settimana Santa. Questa non è una semplice rassegna, ma piuttosto una meditazione sulla passione di Cristo, mediante l'esecuzione di questi canti. La fede, la cultura e le tradizioni delle nostre comunità hanno saputo esprimere nel corso dei secoli. Quest'anno i nostri ospiti sono il coro di Bolsa, su un coro di Santa Elena di Ercoli, su concerti Bonaccadesu, il tenore Cristiano Malicca e la soprano Rossana Cossu. Mentre accogliamo con il nostro cordiale benvenuto tutti i coristi, riteniamo doveroso, ma lo facciamo sempre con piacere, ricordare il nostro corista fondatore, Daniele Cannas, che purtroppo da qualche anno ci ha lasciato. Ecco la croce, vessillo di morte e di gloria, segno di speranza, di pace e di riconciliazione di Dio con gli uomini. Uno dei nostri più grandi poeti, Melchiorre Mureno, salutava la croce con queste parole. Feconda arbore di oliva, viva misteriosa pianta, preziosa ruve santa, arbore d'eterna vita, custo sardo e fecundo d'immenso infinito amore, di lui su Salvatore ha redimito sul mondo, salvendo del suo profondo umanitaria affettiva. Su concerto Bonaccadesu, il coro di Bosa e sul coro Santa Elena di Ercoli si apprestano ad eseguire tutti e tre il loro miserere.
soli peccati, et malum cora nunte feci. Gloria Patri Filio, et Spiritui Sancto. Il coro di Borsa, Miserere.
Summum cordum Santa Elena di Ergoli, Miserere.
Nel rievocare la passione di Cristo, un posto di primaria importanza lo occupa la Beata Vergine Maria, che ha seguito Gesù, suo figlio, nelle fasi della sua vita, fin sotto la croce, dove partecipa con cuore di madre a tutte le sue sofferenze. Stava, Mater dolorosa, giusta cruce per lacrimosa, l'un pendeva spino, tutte clamava rughe, su un monte senza luce, una mamma che... I cori di Monarca, Cosa e Ercole ci propongono alcuni versi dello Stabat Mater, su conservo monarcadesimo Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, non pendeva, non pendeva, su cadesa in su monte senza Salina dipende, un sospiro, un sospiro quando corpus morire tu a
coro di Bosa, Stabat Mater.
Santa Elene, Stabat Mater. Sente molto un rigore
sugores anima mia, non mi chiameras Maria, sì chi non mamma del dolore. Un altro canto di dolore della Madonna, cantato in quasi tutti i paesi della Sardegna. Su concerto con Arcadesu presenta Non mi chiameras Maria. Sende molto rigore, sugores anima mia, non mi chiameras Maria, de gracias llenas, ma de dolores llenas, de tormento y agonía. Camidosa vida mía, entregadas a traidores, no me llamen. Chi no non mi eras veita intro esas seminaria, si intendes anima mia, triste dolente afflitta, candula poda d'usa vita, senza ereda tu dolore, non mi chiamerai chi non llama de mis afligida, llama de mis atristada, sa de penas cargada, sa de espadas herida, de mis meus a vida, estada crocifisore, non mi chiamerai chi non Christos, un'ottava di poesia santa che celebra la vita di Gesù, incentrata sul prego, lo ricorrente ci si può 3 anni spiegato, quasi durata agonia, 3 giorni la vostra su Messia, uno per mano, sacra sospese, femmina spias,
pianto l'han prese Maddalena, Veronica e Maria. Tres l'han amor e tres l'han sepultado, a sas previese e risuscitado. Il coro di Bosa canterà Christos. In quel giorno, dopo la celebrazione della Santa Messa e della lavanda dei piedi, ai cori di tanti altri paesi della Sardegna portano in processione il Santissimo Sacramento e al momento della benedizione si canta questo brano. Su concordo Santa Elena canterà Cantum Ergo. Quando
E ancora la Madonna, con il suo immenso dolore, a dare le parole a questo canto. Proviso mio estimado, a manos de su rigore, sé que espasas del dolore, su goro andrà passato. Su concerto con Arcadeso, 7 espadas. Proviso meu inspirado, a manos de su rigore, sete espadas de dolore, socorro mantra sete espadas de dolore, socorro mantra morte non mi laisses dia, morte non tardes pruso, casem morto de giorno, non poter vivere male. Uno fiso venia, sabida me alea, sete espadas de dolore, socorro mantra passato. Lucadu portò sul coro, su vetus porto preziato, de
sete Abbiamo voluto con l'inserimento dei brani Ave Verdi, composto da un signore chiamato Mozart, che tutti voi conoscete, e Panis Angelicus di San Tommaso d'Aquino, spezzare la tipicità sarda che ha caratterizzato fino a questo momento il concerto, per evidenziare le diverse emozioni che un evento così sentito ha suscitato e suscita nelle diverse culture e nei tempi. Sempre attinente alla passione, il tenore Cristiano Malicca esegue l'Ave Verum, accompagnato dal pianista Ettore Firino. Poi la soprano Rossana Fossu eseguirà Panis Angelicus.
Dopo questi due bellissimi brani, torniamo alla tradizione sarda con gli ultimi due brani. Prima il coro di Bosa che ci farà ascoltare Deus ti salve Maria, nella versione bosaniana. Deus ti salve Maria, riceve grazia piena, de grazia te salvena, esa corrente, de grazia te salvena, esa corrente. Su Deus onnipotente, un Deus epistato, provvi da preservato, immacolato, provvi da preservato, immacolato. Benedicta e laudata, tradotto gloriosa, per la vita e sposa del suo Signore, per la vita e sposa del suo Signore. Benedetto il suo fiore, il frutto del suo seno, Gesù fiore divino, Signore nostro, Gesù fiore divino, Signore nostro. Pregatelo a giorno, a noi peccatori, chi non può errore, nostro errore, chi non può errore, nostro errore. E sa grazia done, sa vita e sa morte, questa diciotta sorte in paradiso, questa diciotta sorte in paradiso. Toccando i muscolisso a dosare a sa gloria, Israele grazia piena, Deus ti salve Maria, Israele grazia piena, Deus ti salve Maria. Dopo la passione e la morte viene la resurrezione. Ed è con questo canto di gioia che il coro Sant'Elene chiuderà il concerto, cantando Magnificat. Regina Celi letare,
Resurrexit sicut dixit. Ora pro nobis Deo. Magnificat anima et exultavit spiritus meus in Deo salutare meo quia respexit. Quia respexit humilitate quia feci mihi magnam, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius. Et misericordia eius, a procedere feci potentia in brachio suo, disperse super los vente cordi sui deposui suscepit Israel. Suscepit Israel Segunt vocus est ad patres nostros, Abraham et semini Jesus in saecula gloria.
muterà in principio. Siamo arrivati alla 13ª edizione, sbaglio, e così. Allora, ne torniamo 8 e come ci sarà. Allora, questa iniziativa grazie alla lungimiranza di un certo Monsignor Umberto, che ricordiamo il suo primo anniversario alla scuola. Sede, però ripeto, l'ultimo anno è proprio il 1° aprile. Lo ricorderemo qui in modo particolare nella nostra parrocchia, però siamo legati a lui come ex parroco, ma poi anche per la sua lungimiranza e poi per aver servito non solo Bonarcalo, ma tutta la diocesi, essendo stato vicario generale. E quindi grazie anche a Umberto. Grazie, buonasera. Vedo con piacere che la Chiesa è abbastanza piena e vi ringrazio veramente tutti quanti per essere venuti ad ascoltarci, perché è un impegno grave che si sono presi tutti gli anni, ma quando c'è molta gente che ci ascolta, per noi è già un grande risultato. Devo ringraziare prima cosa Don Isidoro per averci permesso tutti gli anni di eseguire il concerto in questa bellissima chiesa. Grazie Don Isidoro. Un ringraziamento particolare ai nostri due, un bel applauso a Rosario, Un grande applauso per i nostri cori, ringrazio anche loro per essere venuti qua. E ai loro piccoli, carissimi spettatori, Rita e Gloria a nostra solista, grazie a tutti e a tanti Rosario. Vi voglio tutti qua fino all'anno prossimo e anche di più. Anche in modo particolare ho saputo che alcuni domani che dovreste fare la passione vivente, quindi uno gruppo anche per quello. E poi ha questi piastri di contrattivi che sono sempre disponibili, vero?
grazie e buona settimana santa a tutti. Perché ci vediamo con la Pasqua, cercate di mangiare non l'agnello, ma con tanta erba che c'è adesso in giro. Allora, provate un pochettino a mangiare il cipolla, sparaci e basta. La carne, lasciatelo. No, io mangio la carne perché mi sono voi mangiate la Sì, non no, non posso. Ciao. Aspetta, ciao. Dove stiamo? Arrivederci. Paola è adulta. Ho capito bene. Cristiano. Ah, io? No, aspetta. Paola non viene. Perché è puntata. Ma venite qui a cena, noi sì. Allora, guarda, se Valeria sta iniziando a scendere, sì, chiediglielo e fammi sapere se scendi con lei. Però attenta dove metti i piedi là. No, non voleva venire. Sì, mia mamma l'ha visto. Sì, va bene. Sì.